Su scattete su stavi protellina, quando sta terra è sciusta in Sardegna. Su scattete su stavi protellina, quando sta terra è sciusta in Sardegna. Quando sto qui tu sto da Gesù Cristo impara a me sopra che terra sciusta una rata che non ha Così, subito, Sì, perché sì. cosa sarebbe Sì, drammatico. sì, l'unico è protestare così, bombe, sparare quei chilometri. Ho capito. Siccome la nostra inchiesta riguarda tutte le fasce d'età, no? Abbiamo sentito un signore che aveva 19 anni, lei invece è classe 1900. No, io ho 56 anni, È sono giovane, una certa insomma, età. abbastanza Sì, giovane, sì, non è sì, che- sono... Abbiamo 12 anni di differenza, beh, glielo dico così, sì, sì, con sì. affetto. Complimenti per l'abbigliamento. Grazie, molto carino, buon molto servizio, buon pubblicità per Cagliari, perché è una città che merita... non merita una centrale nucleare. Appunto, merita No, turisti, navi da crociera. Ma lei al primo referendum, se lo ricorda come aveva votato? No, io non voto, sono anarchico, lei è anarchico. bombe e basta. Fantastico. Ciao, buon divertimento. Arrivederla, arrivederla. Fantastico, abbiamo trovato il bombarolo. Nucleare sì o nucleare no? Che cos'è? Non ho capito il nucleo. Il nucleare, lei per l'energia alternativa o è per il nucleare? In Italia? Italia? Sì? Cosa dici? Nuclear energy. Nuclear, energia. Questo è It's meglio. okay? Ok, nice, Sure? nice, This sure. is- okay, allora, Nuclear electricity, nice. ok. Questo signore invece è a favore del nucleare. Prodotto meglio. Ok. Ok? Grazie infinite. Capito, tanto questo non è dei noi, non ti sbatti scalloni. Nucleare su nucleare no, non è che andare a friga. Nucleare no. Nucleare no, le motivazioni? Motivazioni bisogna vedere se dovesse succedere una strage stile Chernobyl dell'altra volta, come è successo a Chernobyl. Ricordatevi che il 5 di gennaio abbiamo sempre la festa della Befana per i bambini e no, in collaborazione dei vigili urbani di Cagliari. Scusi signore. Scusate ragazzi. Nucleare penso di no. Per quale motivo? No, non so, mi sembra un po' pericolosa la nucleare. A causa delle radiazioni o altre? Credo di sì, ma insomma un po' per tante cose. È meglio sempre non avere questa cosa di... Sì. Ok, secondo lei l'Italia a favore e tutte le altre nazioni no? Ma l'Italia forse tramite i politici sono d'accordo, ma molti non lo sono. Quindi, secondo lei è meglio comunque abolire questa nucleare? Io penso di sì, che non ci sia molto di pericolosa tra radiazioni e poi avere... Noi in Sardegna abbiamo anche la sala chimica. avendo anche la chimica e tutte queste cose di fabbriche come la Saras e tanti, è meglio evitarle, insomma, stare noi più tranquilli. Va bene? Grazie. Scusate, secondo voi nucleare sì o nucleare no? Nucleare no. Scusa giovane, nucleare sì o nucleare no? Però il futuro Nucleare sì o nucleare no? Sicuro? Beh, la maggior parte sono al contrario comunque, non è che per l'inizio non è che ci guadagnano, ci spendono, per fare una fabbrica ci vuole tanti di quei miliardi di euro, l'energia solare è meglio. È verissimo. Ma come si comporta l'energia solare d'inverno e d'autunno? D'autunno? Il sole non c'è. Alla Satta. Alla? Satta. Satta? Una volta. Sì. Così per idea ho sollevato 950 kg con un braccio al cielo. Lei? E poi l'ho messo sopra un leoncino. Col braccio destro ovviamente. 950 kg. E gli amici mi chiamavano Chen. Chen, Aichi, È sempre Chen ogni momento. Chen il cinese, come il No, vecchio. se non ci crede chiede alla Satta. Ma chiede, perché no? Chiudiamo insieme questo pezzo. Poi ho fatto anche il manichino qui alla Rinascente per una donna anziana. Calina vecchia, brodo maturo. Arrivederci signor Chen, a presto, al prossimo servizio.